Nell'ultimo impegno stagionale allo Stadio Assaneto contro lo Strasatti, la Agrigentina ha salutato la stagione e lo sparuto pubblico con una sconfitta. Una classica gara di fine campionato, come l'ultimo giorno di scuola, con i 22 in campo che hanno cercato di onorare l'impegno, ma le motivazioni hanno fatto la differenza. La squadra locale, con la testa alle vacanze, ha cercato di ostacolare il cammino spedito dei trapanesi, i quali hanno mostrato di avere, oltre ad una struttura di gioco davvero di buon livello tecnico, anche più motivazioni per via dell'interessante posizione di classifica che alla fine è stata confermata con l'ingresso nella griglia spareggi promozione. Le 3 reti del computo finale hanno vivacizzato il caldo pomeriggio del Seneto, poiché per il resto della gara, a parte qualche fiammata, soprattutto ospite, non si è giocato a grandi livelli. Passa in vantaggio al 23esimo l'Agrigentina grazie alla solita botta di piazza che da 10 metri trafigge Rustico. Il vantaggio locale non scuote più di tanto lo Strasatti, che è molto più attento ai risultati provenienti dagli altri campi. Gli ospiti costruiscono molto anche perché la squadra di casa col passare dei minuti cede vistosamente, vuoi per il calo di tensione, ma soprattutto per la linea verde messa in campo. Nella ripresa, dopo un clamoroso palo del sempre eterno Barraco, in campo ancora a 47 anni, l'ex giocatore di Palermo, Trapani e Marsala, per citare alcune maglie, mette Cammarata nelle condizioni di gonfiare la rete difesa da Giacone. Dopo un quarto d'ora, lo Strasatti, grazie ad Armato, mette il sigillo sulla partita. Il resto è solo noioso attendere il triplice fischio finale. Che dire, l'Agrigentina neopromossa e con qualche timida ambizione è arrivata a sfiorare gli spareggi per il salto di categoria. Un buon risultato, anche se la squadra è mancata nei momenti importanti della stagione. Bisogna chiedersi dove non è riuscita, quali sono state le cause del rallentamento. Dopo un avvio entusiasmante con la squadra che è riuscita perfino a guidare la classifica, l'Agrigentina non ha avuto la continuità per restare in alto e competere. È stato pagato dazio per alcuni infortuni importanti, ma soprattutto sono stati i ricambi vero tallone d'Achille alla formazione di Mauro Miccichè. Ora che il torneo è concluso, sono in molti a scommettere su questa società che però deve dotarsi nel più breve tempo possibile di un programma ambizioso, così come annunciato all'inizio di questa stagione, che deve concretizzarsi nella trasformazione societaria, nell'ingresso di nuovi soci, nel cambio di denominazione ed in una nuova struttura tecnica.